Buongiorno a Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Buongiorno. Presidente, nei giorni scorsi voi avete lanciato una provocazione non so quanto reale, cioè bisogna iniziare a ragionare sul fatto che l'hotellerie del litorale, ma probabilmente il discorso in termini generali varrebbe per l'alberghiero in genere, possa sganciarsi in qualche modo dai cosiddetti OTA, le online travel agency, quelle che tutti conoscono e che molti utilizzano per prenotare: Expedia, Trivago, Booking. Davvero pensate di poterne fare a meno? No, allora guardi, la nostra ovviamente è una provocazione basata anche sulle risultanze dei dati delle prenotazioni dirette avvenute in questo periodo di pandemia, in questi 2 anni ormai abbondanti. E le percentuali di prenotazione diretta le abbiamo viste crescere in modo considerevole in questi 2 anni, il che significa che c'è un determinato appeal sulle destinazioni, in particolare destinazioni mature come quelle della costa, come quelle delle città, come quelle di Venezia, di Verona, che comunque hanno un posizionamento di un brand. L'intermediario si pone tra questa offerta e la domanda, si pone nel mezzo e applica ovviamente i suoi regimi commissionali. Noi non riteniamo che si possa fare assolutamente a meno, anzi sarebbe sbagliato escludere questi che sono partner importanti per la vendita delle destinazioni e tra l'altro investono anche molto in termini economici sulla visibilità delle destinazioni. Però è corretto calibrare in maniera opportuna questo mix tra la prenotazione diretta e quella intermediata. E abbiamo visto che prima del 2019 si era un po' ecceduto probabilmente nella prenotazione intermediata, e le dico a volte anche a scapito dell'utente stesso, perché quando si cerca di compensare la commissione con le tariffe dinamiche si aumentano anche le tariffe e quindi questo non giocava a vantaggio. Ecco, questo è il tema sostanzialmente sul quale vogliamo aprire il dialogo, basato sui dati e le risultanze che sono emerse dalle statistiche di questo ultimo periodo. Allora, mi perdoni, torniamo un attimo indietro che le faccio alcune domande secche. L'alberghiero in Veneto cos'è? Alcune macro cifre. Ma allora, intanto dal punto di vista degli alberghi, complessivamente noi abbiamo circa 3.000 strutture, io le parlo del ricettivo alberghiero, ovviamente dopo si aggiungono quelle dell'extra alberghiero, il turismo dell'aria aperta, eccetera. Di questi 70 milioni che generano di presenze turistiche della regione Veneto, ne abbiamo circa 27 milioni grosso modo che vengono sviluppati sulla fascia costiera e sul settore leisure, quindi costa e lago. Il resto è diciamo, arriva dalle città d'arte, perlomeno prima della pandemia, e dal turismo montano, oltre che a quello termale, diciamo, del settore di Abano. Qui devo dirle che i numeri sono importanti perché abbiamo visto uscire i dati di una stagione balneare che complessivamente li vede impegnati circa 13.000 lavoratori nel nostro comparto. Un comparto che solo sulla costa, come le dicevo, sviluppa 27 milioni di presenze, sono circa 400 milioni di euro di fatturato soltanto su una fascia costiera, quindi lei immagini l'indotto che ha su tutta la regione Veneto. Sono numeri che sono la conseguenza di una regione che essere la prima per presenze turistiche vuol dire anche essere la prima in termini spesso di fatturato. Ecco, un altro numerino, quando io prenoto con Booking, l'albergo quanto lascia a Booking? Il 25-30 è giusto? Guardi, questa è una bella domanda e le spiego perché ci sono dei meccanismi a salire. Il business model delle OTA, di Booking come di Expedia, di Venere, è basato sul regime commissionale. Allora, la commissione che l'albergatore paga normalmente su una prenotazione è circa il 20%, però poi a questo si aggiungono altri pacchetti che sono, ad esempio, se lei vuole entrare nel canale mobile, che oggi è un canale molto utilizzato da chi prenota, un 5% in più. Se lei è un Genius e quindi l'albergo vuole entrare nel circuito Genius, è un 10% in più. Se vuole accedere alle offerte, diciamo, flash sales che si fanno, delle promozioni limitate per qualche giorno, si aggiunge addirittura quasi un 40% in più. Allora, è chiaro che se andiamo a sommare tutti questi fattori, perché molto spesso sono commissioni che si accumulano sul valore, non è che una sostituisce l'altra, a volte si arriva a pagare anche una commissione che può superare anche il 50% del prezzo. Proviamo a tornare un attimo a quello che lei diceva all'inizio. Io vorrei portarla alla risposta a questa domanda. Chi ce la può fare da solo?
cioè chi ha la forza tale da poter evitare il ricorso all'intermediazione delle agenzie online? Guardi, allora, farcela completamente da soli, non dico che è una mission impossible, ma è molto difficile, bisogna avere un altissimo tasso di fidelizzazione della propria clientela. Ed oggi è una partita molto complicata, perché le stesse OTA hanno i loro clienti fidelizzati e i loro circuiti. Quindi diciamo forse sarebbe anche sbagliato non avere un corretto mix di equilibrio tra la vendita diretta e la vendita intermediata. La difficoltà più grande è quella di riuscire a trovare un equilibrio che sia corretto. Pre-pandemia, le do un dato, pre-pandemia diciamo una situazione normale doveva essere intorno al 20 al 30% del transato, doveva essere quello appunto delle OTA, non di più, rispetto al fatturato complessivo di un'azienda. Quelli erano valori ancora abbastanza sostenibili. Andare oltre questi valori vuol dire che c'è qualcosa che non va nelle politiche di vendita dell'azienda. Ecco, mi dica se è corretto il ragionamento molto base che io le faccio adesso. Immagino che i cosiddetti alberghetti, e lei capisce cosa intendo, la conduzione familiare, quelli che magari soprattutto sul litorale hanno una fidelizzazione col turista germanico che arriva da 40 anni, eccetera. Quelli però sono, immagino, i soggetti più deboli, cioè loro se anche si fanno il sito fatto in casa, non potranno mai raggiungere il tasso di occupazione, di riempimento delle stanze che garantisce il collegamento con Booking o con un'altra OTA, è giusto? Sì, guardi, è chiaro ed è condivisibile questo, perché più l'azienda è piccola e meno strutturata, più fa fatica a seguire queste dinamiche che sono ormai quotidiane, se non anche, diciamo, sono necessari interventi più volte al giorno sulle politiche di vendita e tariffarie per riuscire a essere competitivi. È chiaro che se un'azienda non è strutturata, questa cosa la fa con maggiore difficoltà e subisce un po' il mercato. Però ciò non toglie che bisogna creare nell'imprenditore, anche esso sia piccolo, nella piccola impresa familiare, la consapevolezza che oltre a certi valori non c'è nessuna convenienza ad andare, perché sono valori assolutamente controproduttivi che poi di fatto vanno a erodere quella che è la redditività complessiva dell'azienda al termine del suo ciclo, nel caso che sia stagionale o annuale. Quindi una cultura manageriale, una cultura imprenditoriale anche nella piccola impresa familiare credo che sarà un passaggio necessario che dovremo mettere in campo da qui al prossimo futuro. Ecco, Presidente, un'ultima domanda però sul lato consumeristico. Noi sappiamo che la ricerca su Google è diventata altamente strategica e sappiamo anche che devi posizionarti tra i primi 10 risultati di ricerca perché le schermate successive, che sono milionate, non le guarda sostanzialmente nessuno. Da questo punto di vista si fanno le sponsorizzate, cioè non solo gli alberghi, ma anche qualunque altro genere di intrapresa economica decidono di fare, come dire, di pagare Google per il proprio posizionamento in alto nei motori di ricerca con un annuncio che qualcuno vede e qualcuno no. È una strategia efficace per chi ha un budget e può permettersela? Sì, se è mirata e perché questo avvenga bisogna avere degli strumenti di analisi e saperli interpretare e questo torna a quanto io le ho detto poc'anzi, cioè è necessaria formazione e anche, come dire, competenza nell'utilizzo di questi strumenti, altrimenti si subiscono le logiche di chi ti sta cercando di vendere un prodotto. Quindi come sempre la conoscenza e la formazione di questi strumenti è necessaria per adottare poi le strategie più opportune. Non è possibile essere tutti quanti nella prima pagina, e questo è chiaro, e quando c'è una forte richiesta perché questo avvenga i prezzi salgono, è una legge di mercato, dove c'è più domanda è chiaro che il prezzo sale, vale anche per Google nel caso specifico. Ma conoscere quelli che sono gli algoritmi molto spesso, conoscere qual è la provenienza della propria clientela, riuscire a fare un'analisi anche in prospettiva utilizzando per esempio delle piattaforme tipo HBench, che è una piattaforma in dotazione a diversi diciamo, colleghi che appartengono alla nostra federazione di Federalberghi, che ti dà una visione di qual è l'andamento del mercato in prospettiva, ti aiuta anche a concentrare specifiche azioni in determinati periodi dell'anno. Non è possibile, e non lo è certamente per le piccole imprese, riuscire ad avere una strategia così aggressiva per un lungo periodo, perché avrebbe dei costi assolutamente proibitivi. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro.